musica siciliana tradizionale del popolo, come lei ha detto anche Ciu Ciu da Vito Mendoza, è una musica anche del popolo, io penso, non lo so. E questa è una cosa che lo sto ringraziando, sto dicendo è una musica bella. Sì, sì. Va bene, e allora signori intanto buonasera a tutti, grazie alla signora Bella, alla direzione per avermi invitato e sono qui, vi faccio ascoltare qualche brano della musica della tradizione, anche chiamata musica popolare, una canzone molto antica. Bella, mamma da voi, mi fa sudescia, e per l'amore tuo, crede rimarrà, che avuzza di sto cuore fermo e sperma. Cicchia di amore d'albero di palma, bella che socchi tuoi su pecia ferma, non saccio si stu cuore mi si incanna. Ora curuzzu je finu da queja, amamuni dui e cupaja baja, amamuni dui e cupaja baja. Mi mannasti un pomeriggio mozzicato e io per cancio ti mannai lo cuore. Mi mannasti un pomeriggio mozzicato e io per cancio ti mannai lo cuore. Ed era tutto l'oro acciaccamato dentro c'erano scritte parole ed era tutto l'oro acciaccamato dentro c'erano scritte parole. Uno diceva cuore e l'ha ucciucciato, l'aucio che per te a star male muore. Uno diceva cuore e l'ha ucciucciato, l'aucio che per te a star male muore. Non mi importa che mi avete abbandonato, sempre si mi chiauzza di sto cuore. Non
mi importa che m'avete abbandonato, sempre si richiamuzza di sto cuore. Vi faccio ascoltare un'altra canzone che la sto per registrare, diciamo, perché parla della tragedia dello Zaire, dei pescatori che sono morti a Malta, siracusani, dove ho cantato questa canzone in presenza della televisione, perché abbiamo proprio parlato di questo problema anche con l'assessore e di Bandiera, con Pippo Cascio di Canale 8 e altre persone. È una bella canzone che vi farò ascoltare. La musica è scritta da mio figlio Antonio, musicista, e le parole sono di un vostro amico carissimo Pippo Buffardeci. Poco a poco parlato, poco a poco parlato, poco a poco. Erano pescatori di lumani, barchi d'anni e pesci di bicchieri. Buon ragazzo non stanchi di cimare, portano passeggeri di campare, portano passeggeri di campare. Soli bruciati ciaramiri di ricasi, sopra le frazza lincia li cammisi, come i remi di pura di Santa Lucia, di speranza per mia e per tia. E va la barca va, do sbarcatelo di calle di tra. E va la barca va, do sbarcatelo di calle di tra. Mare non te lascia respirare, senti il cuore che tutto non c'è male. C'è un frazzo che non si fa lasciare, come la forza di lo primo amore, come la forza di lo primo amore. E va la barca va, do sbarcatelo di calle di tra. E va la barca va, do sbarcatelo di calle di tra. Viva i pescatori
umani, senza pisci e senza barchi veri, amano l'acqua che ancora può buttare, sono passeggeri per campare, sono passeggeri per campare, e va la barca va, do sbarcatelo di qua e di là, e va la barca va, do sbarcatelo di qua e di là. Poco a poco mandralo, poca poca, poca poca poco mandralo, poca poca, poca la tarantola e da musica non vedi per i mosini vedi va di stella tarantola, ma un da musicato la vita la tarantola e da musicato la cappa si chiama per i mosini va di stella tarantola, ma un da musicato la vita la tarantola e da musicato la coscia con coscia momi si incoscia capo con capo momi si chiama per i mosini va di stella tarantola. La panza non panzanotti, ma avanza, coscio momi si cosci, capo con capo momi si chiama, per i mosini va, di stella tarantola. Ma un da musicato, la vita la tarantola, e da musicato pupetto momici, panza mozi va avanti, coscia momi si coscia, capo con capo momi si chiama, per i mosini va, di stella tarantola. Scappa un elefante che lo chiamo, mangiare si volevo municipio sani e c'erano dei consiglieri, l'assessore con le mogli e ci dissero con premona non toccate sta mangiatura. Elefante scecco poco grasso cane alta sul cibratta lava musca ballava da magari cosa da busca cantano per sta sempre la elefante scecco poco grasso cane alta sul cibratta lava musca ballava da magari cosa da busca cantano per sta sempre la musca. Come ospite d'onore appunto la nostra espressione di simpatia e di apprezzamento per questo semplice grazie alla conservazione
bello andare fuori all'estero, ho dato tantissimi premi. Un agosto particolare, forse non lo sa, perché ero in America, mi sono a Toronto a portare una ventata di allegria per i nostri siciliani che vivono passi in tutto il mondo. Grazie. Come avete sentito, un gradevolissimo intermezzo spiritoso nella parte finale, ma molto profondo nei due pezzi precedenti. Come vi dicevo prima, l'espressione di Torino buonasera veramente ha un campo di vastità tale che denota la cultura popolare per quello che ci riguarda, ma in generale di una ampiezza da essere ammirata in tutti i sensi e direi anche in tutte le parti del mondo. Adesso entriamo nella terza parte, che è quella specifica per quanto riguarda il concorso di poesia, sul quale hanno lavorato la commissione che qui è rappresentata, anzi rappresentata e composta da altre parti. Io non mi dilungo sui tre personaggi, i quali fanno parte della storia del trofeo in tutte le 28 edizioni, e quindi sarebbe quasi una ripetizione. Tra l'altro ho conseguito trovare anche il professore Di Pietro, prima di Fogliato ho detto, di altre parti vi dico, perché non se lo ricorda, che universalmente conosciuto come l'Aedo dell'Etna. Altre parti ha una composizione e una presentazione di grande spirito, di grande profondità, di grande versatilità, che poi in una parola sintetizziamo nella parola cultura, appunto. Il professor Di Pietro non aggiungo, perché già quello che ha detto sintetizza di che cosa è il portatore. Non voglio pigliare, non voglio fare altre divagazioni, altrimenti la via bella mi riprende. E di via bella devo ricordare che è stato completamente della giuria di qualità di segretaria senza diritto di voto, mentre i tre personaggi che hanno composto non a questo punto c'è la parola al Presidente che farà il giro, il quale ci illustrerà un po' l'andamento dei lavori, e poi entreremo nella programmazione e nella consegna di progetti. Grazie. E veniamo a questa parte della serata che in qualche modo è significativa perché è il proseguo della nostra attività culturale e poetica. Come dicevo, sono 28 anni che cerchiamo di esplorare il mondo della poesia e dei poeti. In questa edizione abbiamo avuto non moltissime presenze e la giuria ha letto con attenzione, con molta attenzione, tutti i testi, vi dico tutti, non tutti. Spesso questi testi sono stati oggetto di un confronto aperto, di un dibattito sia dal punto di vista letterario sia dal punto di vista linguistico. I risultati che ora vi leggerò forse faranno storcere il naso a qualcuno, però ci assumiamo tutte le responsabilità del caso. Oggi alle ore 11 presso i locali del centro studio di Rubella, posti in Siracusa, viale Teocrito 19, si è riunita la giuria del trofeo in oggetto, composta dai seguenti signori: Corrado Di Pietro, presidente, Alfio Patti, che qui alla mia destra, l'Aedo dell'Etna, come è stato detto, ma Alfio Patti molto di più. Attenzione, siamo davanti a un conoscitore profondo e della lingua e della letteratura siciliana, oltre che scrittore e saggista e poeta. E poi anche da Maria Pugliati, che nella giuria è un'acquisizione recente perché ci consente con la sua attenzione didattica anche di mettere in evidenza aspetti che noi magari sottovalutiamo. Come segretaria senza diritto di voto Maria Perla Paladino, che è la Presidente del centro. Il Presidente, in apertura dei lavori, ha voluto esporre le sue considerazioni in merito ai lavori presentati. In particolare ha voluto
rimarcare l'esiguità di numero delle poesie pervenute, la carente scrittura dialettale di molti lavori, apparsa molto approssimativa o del tutto errata, e la frequente rievocazione dei temi legati al ricordo, alle antiche usanze, all'idillio, trascurando spesso i temi attuali di grande rilievo. Queste considerazioni, ampiamente dibattute e condivise in seno alla giuria, hanno indotto la giuria stessa a non assegnare il primo premio, ritenendo che nessuna delle poesie presentate possa ambire a tale riconoscimento. Vorrei aggiungere che questo non è un atto di superbia, ma è un atto di conoscenza e di umiltà da parte della giuria. Noi abbiamo alle spalle 28 edizioni con i maggiori nomi della poesia e della letteratura siciliana, quindi dobbiamo a questi nomi che abbiamo premiato e che formano la storia del nostro trofeo un debito di riconoscenza, e questo debito di riconoscenza deve essere mantenuto sempre su un alto livello, perché l'intento del premio è quello di specchiare, come ho detto poc'anzi, lo stato della nostra grande letteratura. Se per quest'anno non abbiamo ritenuto di assegnare il primo premio, le ragioni le dovete trovare nella serietà e nell'impegno che la giuria professionalmente ha voluto proporre. Detto questo, ora do lettura della graduatoria finale che viene stilata come segue. Cominciamo con le due menzioni d'onore, menzioni della giuria, menzioni speciali della giuria. Sono queste menzioni perché abbiamo voluto togliere dai premiati, dal gruppo dei premiati, queste due poesie per motivi diversi, proprio per quello che in qualche modo ho detto. Una poesia, quella di Salvatore Vico, che ora magari vedremo qualcosa, ha una struttura linguistica molto particolare, localistica, vernacolare, però chiaramente coerente. Vicari è un grosso nome, attenzione. Però questa struttura, sia anche nella composizione, ci ha lasciato veramente un po' con un po' di amaro, però ci rendiamo conto del valore e quindi l'abbiamo messa, ecco, fra le menzioni. Lo stesso discorso però su un altro ambito è il discorso che si può fare per Giovanni Rizza. Giovanni Rizza ha affrontato il problema della omosessualità, finalmente un problema nuovo che entra nel panorama della poesia dialettale siciliana. Ma di questo ora, anche di questo parleremo meglio. E allora io comincerei la premiazione, Alfio, con diversità di Rizza, Giovanni, di Aci Castello, menzione speciale, e con la seguente motivazione che ti prego di leggere. La giuria ha voluto porre l'attenzione sulla poesia Diversità per il suo contenuto. L'autore ha affrontato lo scottante ma attualissimo tema dell'omosessualità, che in Sicilia, nonostante il inoltrato XXI secolo, rimane ancora un grave problema. Il componimento si conclude con un messaggio di speranza e di apertura da parte del padre nei confronti del figlio omosessuale. Giovanni Rizza. Se Giovanni Rizza è qui in corredo, ha facoltà, se vuole, di leggere la poesia, per cui prima la lettura, dopodiché la professoressa Pugliati consegnerà a Paese.
Buonasera a tutti. Un po' di silenzio, vi prego. Deve essere. Chi mi dice che sogno deve essere? E mi insulta a parole senza senso. E va dicendo, c'hai un figlio perso. Di entrare via, è un mio dolore immenso. Ci dissero così a guidare avanti. Ma lo so vecchio quasi genitore. Dalla terra come mia sono tanti. Portando personaggi di valore, tutti la pescare contro natura. Non mi senti e non mi vuoi parlare. Il mio la vergogna da tua, tu non mi puoi, te fai foletta. Lo stesso sangue c'hai un dalemini. Non vuoi, te fai fare il mio nemico. A posoffe spezza le soldatini e fare un vero figlio amico. Di non vuole, non ce la stai veramente. Di mia felice fare una cosa certa e tu non mi campare contenti di mangiare la sabbia una porta aperta. Lo destino diverso mi ha voluto e non mi ero voluto puntato, soffro e tu lo quasi cerco l'aiuto. T'amore con il sapore che vada della mia vita, non mi faccio giamma, domani c'è ancora un effetto, dovuto una voglia a vostra fiamma. Quello che tengo scritto dallo petto. Pace. Quello che non è mio conforto. E scende una parola di canto. Alla parola che dal tuo morto. A cui tu vuoi bene. E stanno andando. Sorizia. Giovanni. La seconda menzione speciale è data a Salvatore Vincoli di Ragusa per la poesia Gente Lusciana. Salvatore vorrei ricordare che non ci sia, c'è lei che ha la delega per chiudere la porta dentro, la motivazione e poi le consegnamento. Componimento, no, aspetta, legge. Allora, componimento scritto rigorosamente in vernacolo ragusano con una ortografia molto personale. La struttura formale si distacca dalla consueta metrica tradizionale, né si accoda alla più diffusa costruzione del verso libero. Queste caratteristiche danno alla poesia una particolare musicalità orientata verso lo sperimentalismo. Bene, Salvatore Vicari, devo dire che Salvatore Vicari è stato premiato molte altre volte qui da noi, è un bravo poeta, veramente bravo, sei uno abituato veramente. Bene, possiamo, la luce, lo stesso? No, prego. che ha ottenuto con questa persona di molta anzianità, Al quarto premio, al quarto posto, abbiamo voluto in qualche modo mettere insieme tre poeti, con tre poesie chiaramente, perché riteniamo che si equivalevano sia nel giudizio estetico sia per quanto riguarda i temi affrontati. E si tratta
Io ora vi chiamo uno alla volta, per cortesia poi devono venire qui e se vogliono recitare la loro poesia lo possono fare. Canto d'amore di Lucia Corsale di Siracusa con la seguente motivazione. Una poesia legata alla madre, al suo ricordo di affetti e di protezione. Da quando la morte ha reso di gelo la voce della madre, la poetessa si sente sola e dolente, non più capace di affrontare la vita, ma non tutto appare buio da quando una lama di luce attraversa il cuore stesso della poetessa. Lucia Corsale. Allora, leggi tu. Canto d'amore, mamuzza mia, lo cielo gonzato dei nuvoli e sigillo di chiumo che scuncica malinconia. L'uvento, capriccio di primavera, scompiglia valore e mastica poesia. E l'arboli, sospiri di foglie, frassasi nudo in cielo. Mamuzza mia, di quando a morte ti fece smacco, certo, e fusti voci di gelo, carni senza ciato, lo sangue mio è dolore impastato, e la tira mia mi cioneggia in petto. Mamuzza mia, e poi come pensieri s'asciammato, ti cerco un ciale rose di sciancine, margherite, cioro di gelsomino, e quando una cittuzzo, ciu ciu ciu, mi fu vicino, pensai che buona nuova di mamaccia ha cantato. Mamuzza mia, e poi comunque persa cerco lo senso di sta vita a suppa marizze, muzzica sfizi, di la morte, bastarda, scancella facci, infusse ricchizze, don, 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 o signore in croci, sventuriata d'incenso. Mamuzza mia, una lama di luci mi ci passa, e soli, compagno di l'azzurro creato, e caluri, sciocchi penitenza all'ubeato, si tu, o grazia dell'Eterno, amori, lo tormento non mi lassa. Chi premia? Il primo dei libri glielo diamo. Sì. Scrivono in inglese sufficiente, ci sono inglese sufficienti. Sì. Lucia. Quindi c'è la motivazione, quello che abbiamo detto. Lucia Corsale. Come altro premio, 4 premi che seguo, va la poesia Vintra la bellezza di Tania Fonte di Paceco, Palermo, con la seguente motivazione: ricostruzione di un mondo antico, colto, visto con la lente della fanciullezza, quando tutte le cose appartengono ancora alla favola e al ricordo. Nella lente dell'innocenza si rispecchia una società semplice e schietta. Tania Fonte, non c'è se vuole possiamo anche benissimo, allora lo leggiamo insieme. C'è anche un titolo dei libri delle nostre pubblicazioni, comprende la lettera della la signora è anche una brava poetessa, Sempre al quarto posto al seguo
abbiamo premiato una poesia molto interessante per l'area di festa che c'è in questa poesia, La Banna di Curciullo Nella di Cariati in provincia di Cosenza, con la seguente motivazione: il clima festoso e allegro della banda municipale è ricreato in questa poesia d'ambiente con delizie di particolari e suggestivi ricordi. Si tratta di un lungo componimento diviso in quartine, il cui metro di rasillago non sempre è rispettato, tuttavia la vivacità delle immagini ci restituisce l'antico sentimento di un tempo che è solo nel nostro ricordo. Quindi Curciullo Nella con La Banna. Abito fuori, però sono siciliano al 100%. Lo pretendeva tutto il paese, sfarzosa sì la festa patronale, un taglio si può fare la spesa, obbligatoria a banda musicale. Lo spettacolo era per paese quando suonava a banda municipale, l'entusiasmo della gente era palese, gli suonati famosi e immortali, mastri, operai, matricoli, studenti, scelte diverse, comuni passioni, animate dagli stessi sentimenti di qualunque sociale condizione. Figli massari, ingegneri, dolcissimi, suonavano anziani, picciotti, carusi, 2, 3 volte, 4 mesi, concertavano di sera a porti chiusi. Con gli strumenti già messi a registro, noti a bacchetta e una partitura, diventava un genio nuovo maestro, che ci teneva tempo e a giusta misura. Quando il giorno c'erano a suonare, le strade quei petroli e palati, tutto in basso non potevano buttare, ed erano più a muzzo tanto atrás. Non solo però erano affiatati, sincronizzati tra incasci e piattini, con gli strumenti a specchio lucentati, trombe, trombone, bassi, bombardina, compagni di panna uguali di mastria, tanto picciotti, abili e valenti, forti di gioventù e di vania, facevano parlare gli strumenti, flauti, clarina, tambura rollanti, allineati in riga per scire imparata, dava un là l'umaistro e sulle stanti la banda attaccava la suonata. O un certo serale, un cantatorio, lo piacere di tutti era lo sommo, importante e famoso il repertorio di l'inno nazionale e il boom. Mormoriando Fratelli d'Italia, erano i vecchi più gratificati, che come hanno sventato un Coccia Italia si veevano felici e entusiastati. Date i tempi bruschi di scarsezza, si vaccariava, si campava estende, a musica da banna e allegrizia. Ora, come allora tengo l'intento, che l'arte musicale eterna e vera, terra e cielo tengono, arriva a tutti, non ha frontiera, parla lo cuore come una poesia. Ora, se a banna io sento suonare, è causa di premio e di piacere. Dimmi facile farlo incontrare. Abbracciato con strumento di uscire. Si abbracciava come si abbraccia un amico. Ora non lo ci credo, un pochino arramato, ma io da lì lo stesso aspettativo. Non suona, ma mi punta a suonare. Noti puliti, legati, accenti, accordi
e il libretto, i giri tagliati, per me è un pentagramma che ricordo, nato sul corpo, quando c'è. Consegna il premio Maria Pena. Al terzo posto ritroviamo una poesia di un poeta che ha frequentato altre volte questo nostro premio e che anche lui un po' anziano se non sbaglio. Comunque si chiama Giuseppe San Martano e la poesia è Nova Alburata, con la seguente motivazione. C'è Giuseppe San Martano? Non so se... Ah, ecco là, io pensavo, no, avevo detto un po' già, invece in Caruso, se vuol dire. Prego, Giuseppe. No, l'avevo confuso con un altro, però lei ha partecipato ascolti la motivazione che è stata veramente molto apprezzata questa poesia di stampo esistenziale. Quando io parlavo del ricorso sempre a certi temi biblici tradizionali nella nostra poesia dialettale, ecco, lo dicevo perché bisogna allontanarsi ormai, ci sono tanti altri temi che bisogna trattare, i poeti devono essere la sentinella della storia quotidiana. Dunque, poesia di stampo esistenziale, intrisa di malinconia e di amaro consuntivo degli anni trascorsi. Ad ogni alba si fanno i conti con la vita e ad ogni alba i ricordi del tempo passato si tingono di rosa, appaiono appaganti nei confronti di una realtà che il destino ci rende amara. Solo la poesia, musa del poeta e signora di tutte le speranze, può farci osservare il cielo pieno di stelle brillanti. Anche questo componimento, cadenzato sul ritmo dell'intera sillaba e strutturato in quartine a rima alterna, ha il passo lento e nostalgico della poesia popolare con i suoi rimandi alla positiva speranza e all'ottimismo. Che c'è l'ottimismo e ora ce la fanno ascoltare in modo che così il pubblico lo apprezzerà meglio. Ce l'ha? Ecco. Buonasera. Nova Alburata. E quando tra gli occhi al mattino l'amaro ha lippato un denti, quando pronta ce l'ha stato un cuscino, ti vai trascinando a passemento. Della finestra guardi all'alburata con l'occhio impiccicato con i capelli. Già si specchia tutto un amore, sapendo che comincia la giornata. E pensato ancora da domani, sarà la stessa vita che è passata? Pensando alla tua vita, non te l'affanni, ti senti puramente fa suonare. Un inno a fare la terra può campare, facendo per la vita un domani, i sonni affonnarono dal mare, ma sai tutte speranze dove? Ritorni allora a chi tocca l'usanza, da uno non ci sei uno pensiero, che il destino mette in balanza, nessuno dopo tu messaggero.
e seguitando la strada che aveva davanti, come un tappio aveva assai consunto, seppure come un duro delicante, lo fatto non mi dona un conto, ma un conto mi dona la memosa, credendo che stamanno mica vitti, gli dice, se la vita è la mia cosa, non facevo può vedere sempre stesso. Io inviterei il socio Giorgio Guarnaccia a venire per consegnare il premio, perché è il nostro socio più anziano, mi pare, quindi merita veramente. Non si deve, ma questo signore che avanza, che intercede con un passo sicuro e certo, ha superato i 70 anni, diciamo così. Passiamo al vincitore della 28ª edizione del trofeo di Ricopeta, anche se non è stato sottomesso, il vincitore è sempre il primo capito, poi alla fine. Quindi siamo contenti, veramente onorati di avere un poeta che viene da Ragusa, da Monterosso Albo, che si chiama Gaetano Lia. Gaetano Lia, ecco, è qui, bellissimo, con la poesia Umeri Scuri. Prego, con la seguente motivazione: le ombre scure che dà il titolo alla poesia sono quelle dei migranti che muoiono in mare o che dopo molti stenti sbarcano sulle nostre rive. Il componimento si sviluppa in quartine di dolcissime decasillabi a rima alterna e si snoda con un ritmo dimesso, pacato, lontano da ogni dimensione, da ogni accensione verbale legata alle passioni, che può suscitare un tema così controverso. La parola migranti non viene mai citata, ma è sottesa in ogni verso, ricordata in ogni immagine. Non è una poesia di denuncia, ma un invito a riflettere e a capire la necessità di queste ombre scure che attraversano la nostra coscienza. Abbiamo detto bene? Umere scure sorgono le mani, come fantasmi strazzano la notte, anime perse, stanche di cercare terre promesse sazi della morte. Vanno scappando umere dannate, come soldati in cerca della pace, passano terre sempre condannate a una sentenza che le tiene in croce. Tutto il mondo piange sto dolore,
Mangi sto strazio ma non sa che fare. Poi è tammare una corona di ciure, punta una chiesa, si mette a pregare. Tutte le sate spinge forte la voce, quella finisce a pizza una bannera. Punta una chiazza, doma mille luce, poi c'è in Gesù, fonda una giazzera. Dentro ogni cuore c'è solo lo scuro, non lo sape come va a finire. Così fa ponte, così fa muro, mentre la gente va sempre a morire. Umere scuole, umere di morte, come fantasmi dentro la coscienza, facci di luce da sta lunga notte con la lanterna della sofferenza. E voglio dire a voi di convinzione che è la prima volta che dei partecipi non sono stati, però la seconda. Ah, ok, allora avete la teoria, ecco, questa è la colpa, qui non posso c'è la motivazione, esatto, ma per cui dice sempre dato per gustare. Va bene? Ok, grazie ancora. Ci avviamo alla parte terminale della serata, però ancora una volta non hanno consegna per parlare poco, pregherei Maria di ascoltarmi, pregherei il signore della giuria di fare ascoltato, subito fatto, però vi voglio chiamare in maniera espressa perché abbiamo una bellissima conclusione, io faccio il nome, ma lo faccio mentre poi ne parlerà di altre parti, perché vi voglio trasmettere un'emozione. La persona che poi ascolteremo è Giovanni Venvedalla. Io vi assicuro che quando Maria pronuncia questo nome lei si illumina gli occhi. Quindi vi preparo già all'ascolto di qualcosa sulla quale Maria ha una considerazione nuova. Sente questo la sente e quindi lo trasmette, perché Maria pare che gli occhi si accende una luce, non una luce indovente, ma qualcosa di più quando sente pronunciare. Poi della persona parlerà a suo parte e voglio approfittare di quello che ho detto prima per fare una considerazione del tutto personale. Signore, noi siamo al 28° anno del trofeo di Bella. Io non sono antico del trofeo, però quando sono arrivato l'ho abbracciato con molto affetto. C'è una cosa che vi devo dire. Noi parliamo di Toribio Bella, a cui è dedicato il trofeo, il centro studi dedicato a Toribio Bella, però non ho mai sentito parlare a fondo